L'elicottero del SUEM 118 che atterra sul campo sportivo davanti a centinaia di studenti è il momento più spettacolare della giornata dedicata alla cultura della sicurezza organizzata dalla Protezione Civile regionale ad Oderzo, una manifestazione iniziata con la simulazione di evacuazione degli allievi degli istituti Sansovino e Dobici in caso di incendio e terremoto per insegnare ai ragazzi comportamenti corretti da tenere in caso di emergenze. Io credo ci sia molto a lavorare in questo paese ancora sulla cultura della sicurezza. E prova ne sia il fatto che ogni volta che piove ci sono gli argini pieni di gente che va a farsi i selfie e questa è l'ultima cosa che andrebbe fatta, così come non andare nei luoghi dove ci sono gli incendi. E ci sono invece delle azioni che possono essere e devono essere messe in atto da ogni singolo cittadino per garantire e migliorare la risposta del soccorso. Sono le manovre di autoprotezione che è giusto che i ragazzi conoscano. Obiettivo: imparare ad approcciarsi in maniera corretta al rischio e far conoscere ai ragazzi quanto complesso sia il sistema della Protezione Civile regionale, fiore all'occhiello del Veneto. Poi la speranza è quella che poi i ragazzi si appassionino, magari alcuni di loro si appassionino al mondo dei soccorsi, scelgano una divisa per poi indossarla quando saranno più grandi. E grande è stato l'entusiasmo dei ragazzi. È stato molto bello perché abbiamo visto comunque dal vivo, no, i mezzi che usano la protezione civile. È stato molto istruttivo, abbiamo capito soprattutto come intervengono i soccorsi. Abbiamo visto tanti veicoli, tanti mezzi che salvano tante vite. In caso di terremoto abbiamo capito come essere ordinati e come uscire in ordine. Devi anche avere, secondo me, anche essere proprio una persona forte, non solo fisicamente ma anche mentalmente, perché in situazioni di paura e panico devi riuscire a stare, sì, avere il sangue freddo e poter dare una mano. E qualcuno ha iniziato anche a riflettere su un eventuale impegno futuro nel mondo della sicurezza. Sì, è uscita fuori qualche idea che a qualcuno è interessato molto, anzi altri sono anche entrati dentro la macchina e hanno detto anche che gli piacerebbe fare questo mestiere. A me è piaciuto molto il lavoro dei pompieri che salvano la vita agli altri. Un mestiere che è molto difficile, però Soddisfacente. soddisfacente, sì. Aiutare gli altri, il prossimo, salvare vite.